Amici bellini, effettivamente è una telenovela, la famosa telenovelas, noi lo dicevamo al plurale, le telenovele, perché questa storia di Zielinski non si capisce, va, viene, eccetera, eccetera, e anche Veiga non gioca, quindi è un indizio, poi cominciamo. Allora, io do il benvenuto a Giuseppe Capobianco, almeno a lui possiamo dare il benvenuto, a Veiga dobbiamo aspettare un pochino prima di dare il benvenuto, quindi voi iscrivetevi al canale, perché è chiaro che se ci iscriviamo al canale e lasciamo i like arrivano i ragazzi. Allora, io prima di tutto io credo che quando se ne parla troppo e non si risolve il Napoli vuol dire che o sta in difficoltà o non è convinto o c'è qualche altra cosa pendente. Andiamo a vedere le ultime notizie con un abbrabam tattico, ragazzi, perché la cosa principale che spaventa un pochino è questa, perché Fabrizio Romano rilancia e dice no, stanno in contatto con il Napoli per completare Zielinski e la trattativa, eccetera eccetera. Si parla adesso di 35 milioni. È chiaro che 35 milioni non è che è Zielinski che deve accettare, è il Napoli che dice vai che stai aspettando. Quindi il concetto che dobbiamo sempre tenere presente è che il Napoli di solito fa sempre così: ne esce uno, ne entra un altro, ne esce uno, sei pronto e ne entra un altro. A volte non sei pronto, devi aspettare, esce Kim, hai aspettato perché hai fatto le tue valutazioni o hai ricevuto dei no. È arrivato Nathan, Ndombele lo sapevi che non c'era, è arrivato Cajuste, molto bene. Tra l'altro su Cajuste ho un altro tipo di idea che non è solo Vicen chissà, ma adesso lo vedremo, perché il centrocampo del Napoli è effettivamente un rebus per Garcia. Insomma, ci hanno fatto sapere prima che lui aveva accettato il rinnovo al ribasso e quindi cuore Napoli Zielinski, la moglie che posta la cosa, sono pronto a salutare. Dopodiché ci fanno sapere che invece lui aveva accettato l'Arabia Saudita, e come fai a rifiutare 13 milioni all'anno? E poi lui posta la cosa polemica, dice sono discontinuo, voglio proprio vedere, e poi no, ha rifiutato l'Arabia, vuole rimanere a Napoli, l'infortunio di mercato, rientrato perché poi Garcia lo ha fatto giocare titolare. Adesso siamo di nuovo a questo, ore cruciali o giorni cruciali che stanno arrivando. Ci dobbiamo anche muovere perché è il 13 agosto, quindi è chiaro che il resto delle trattative dipendono da questo, perché tu ti puoi muovere in un certo modo se arrivano 35 milioni dall'Arabia. Quelli che dicono indipendentemente dall'uscita di Zielinski il Napoli sta su Veiga, prende Veiga, lo potevi prendere quando volevi tu. La differenza di 3-4 milioni mi sembra lana caprina, perché se tu hai la clausola, che sono obbligatorie, ricordiamocelo le clausole in Spagna, se hai una clausola di 40, Benitez dice chi paga la clausola se lo prende, e pare che Veiga volesse venire, tu te lo prendi. Vuoi negoziare 35, 36? Mi sembra una cosa abbastanza assurda. E che vi dicevo, se il Napoli vuole lanciare veramente il segnale, tu ti tieni Zielinski e prendi anche Veiga, e lì, attenzione, il centrocampo dell'Inter, che comunque si stava muovendo bene, impallidisce rispetto a un centrocampo del genere del Napoli. E invece stiamo ancora in attesa. I segnali che arrivavano dal Celta Vigo, che ha giocato contro l'Osasuna oggi e ha perso, sono di un Veiga non tra i titolari, che però entra al 72esimo con il Celta in svantaggio 0-1. Appena entra l'Osasuna raddoppia 0-2. Gli amici abbonati hanno visto la partita, hanno controllato tutti, io non potevo dire che fa, hanno controllato tutte le cose e risulta che Veiga ha indossato anche la fascia da capitano da giovanissimo, comunque lui cresciuto nelle giovanili, da giovanissima indossa la fascia di capitano. Vediamo, lo vedete? Quindi praticamente questa mi sa più che di un indizio di uno che resta, mi sa quasi di uno sfizio. Ti togli lo sfizio di avere la fascia di capitano e poi saluti. Secondo me ci sta la trattativa, bisogna vedere se si sblocca dopo la situazione di Zielinski o meno, che questa è la grande differenza. Il rebus del Napoli è questo qua, anche sa, e siamo sicuri che ci sta, eccetera eccetera. Dopodiché c'hai Lobotka e siamo sicuri che ci sta e non c'è dubbio. Dopodiché Zielinski non siamo sicuri, in questo momento non siamo sicuri, non possiamo dire resta sicuramente, non possiamo dire la moglie si è impuntata, non vuole andare in Arabia, non lo sappiamo. L'entourage sta spingendo per farlo andare in Arabia, lui vuole rimanere attaccato al Murales, non lo sappiamo, quindi lo teniamo presente. Dopodiché Cajuste
e siamo sicuri. Tra l'altro io Cajuste lo vedo e lo so bene perché se guardate l'amichevole dove a un certo punto finisce mediano a tutti gli effetti centrale, secondo me Garcia l'idea di fargli fare il vice Lobotka ce l'ha, che possa giocare a due, che possa giocare con il triangolo differente, no? Perché il triangolo con Lobotka, Anghissà e Zielinski è questo qua, è il classico triangolo con il vertice basso. Con Cajuste tu puoi fare il triangolo con il vertice alto, gli sposti Anghissà a fianco, gli sposti anche vicino a Lobotka tranquillamente, quindi a due, con un vertice alto che potrebbe essere, ovviamente, voi state pensando, no? Al mio pupillo, a Elmas, certamente, sta lì. Però Elmas viene utilizzato anche in avanti esterno destro. Il pensiero è questo, e non è Gaetano. E non è nemmeno Demme. Aspetta, cercate di capire. Ci siete arrivati? Il pensiero è Raspadori. Perché bisogna trovare un posto per Raspadori. E noi stiamo pensando a Veiga, stiamo pensando a Cup Miner. Adesso l'Atalanta chiude De Catelare e si vendono Cup Miner. Non lo so proprio. Non è così semplice. Stiamo parlando di cifre blu, di cifre altissime per Cup Miners. E l'Atalanta non te lo fa un favore, se te lo può fare, non te lo fa. Di conseguenza, cosa succede? Facciamo conto che Demme non c'è. Facciamo conto che Demme non rientra nei piani di Garcia, perché non entra nemmeno nell'amichevole, nonostante abbia fatto un ritiro alla grande, pure ha segnato un sacco di gol in ritiro, non significa niente. Magari è troppo piccolo, non lo vede, Garcia ha chiesto fisicità. Quindi Demme è così. Gaetano non lo sappiamo, perché se Zielinski va via, il mio primo istinto mi dice Elmas viene promosso titolare, lo fa benissimo, lo può fare benissimo il vice Zielinski, il nuovo Zielinski, il neo Zielinski, e va a fare la mezzala sinistra d'attacco anche in supporto alla Puglia. Gaetano potrebbe essere il suo vice, perché abbiamo ancora Gaetano. Non pensiamo a Folorush, non pensiamo a Colisacco, ma pensiamo che Gaetano, che sta recuperando dall'infortunio, ce l'hai ancora. E quello Gaetano viene dato in prestito negli ultimi giorni di mercato. Può essere, ma questa cosa l'abbiamo detta anche in passato per Zerbin, per Zeidadkal, per lo stesso Gaetano, e invece sono rimasti in squadra. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è detto che stiano ragionando sulle coppie. Può essere che ci sono molti giocatori che devono ancora essere inquadrati tatticamente, e tu copri tutte le coppie, ma ti restano dei giocatori jolly che poi sposti in panchina a seconda di quello che vuoi far fare ai titolari. Quindi ecco perché arriva Raspadori nel rebus del centrocampo, perché se tu non vuoi avere Gaetano e te lo consideri come un potenziale jolly per stare tranquillo in panchina, Raspadori va qua. Elmas è il vice Anghissà e Raspadori va qua, o lo stesso Raspadori è andato qua quando non c'era Anghissà nell'ultima partita, quindi Raspadori mezzala, Raspadori vertice un po' più alto di questo centrocampo a 3. Voi direte, ma poi resta scoperta una casella in attacco, perché Osimhen, Simeone e stai a posto. Lozano, Politano al momento, quella è la fascia destra, non c'è il vice Kvara, e allora come numero tu puoi pensare, lo so, non lo volete sentire questa cosa qua, ma puoi pensare che hai ancora Zerbin, e quindi è Kvara Zerbin, anche perché Kvara è un altro che le gioca tantissime, e quindi è difficile trovare un sostituto che aspetti il suo turno. C'hai Raspadori che può farlo tranquillamente, quindi questi sono dei giocatori che galleggiano tra attacco e centrocampo per cercare una posizione dove possano trovare più minuti, perché il Napoli ha anche questa esigenza di valorizzare i giocatori che ha pagato tanto, meno esigenza di trattenere i giocatori che sono oramai a fine ciclo per il Napoli, e Zielinski è uno di questi, Mario Rui è uno di questi, e Demme è uno di questi probabilmente, quindi cercare di sfoltire la rosa ed è chiaro. In questo contesto uno ti serve per forza, perché non puoi considerare Gaetano Elmas e chiuderla lì. Elmas vice Anghissà, Cajuste vice Lobotka, Gaetano Raspadori. Non mi sembra completa la situazione, è un rischio troppo grande che il Napoli non si può prendere. Ecco perché Veiga, nel momento in cui esce Zielinski, rimanere con Zielinski e prendere anche Veiga, guardate quanti ne sono, togli ancora più spazio a Raspadori. Dobbiamo unire i puntini, non dobbiamo pensare il Napoli lo fa, perché dobbiamo unire i puntini, dobbiamo pensare che Raspadori è uno di quei giocatori che mette in crisi il centrocampo del Napoli, perché bisogna trovare lo spazio, e De Laurentiis secondo me avrà messo questa priorità a Garcia. Quindi io continuo a pensare che Cup Miners
è una situazione di difficile realizzazione, è un sogno, non mi illudo, lo considero impossibile e se arriva spariamo i botti, senza dubbio. Continuiamo a pensare, secondo me la cosa più logica e plausibile, esce, è come se Vega fosse stato bloccato, ma non arriva, non viene presentato se Zielinski effettivamente non va in Arabia Saudita, se la situazione è ancora non chiara. Ricordiamo, per onor di cronaca, che le cose possono saltare anche all'improvviso, anche le cose che sembrano fatte e oramai definite, vedi Samardzic con l'Inter, ancora non è chiaro se riusciranno a fare, vedi lo stesso De Catelare con l'Atalanta che sembrava tutto fatto, poi sembrava tutto saltato e adesso stanno per chiudere, vedi Castrovilli che fa le visite mediche, trovano un problema serissimo e non riescono poi a venderlo. Quindi queste cose succedono un po' a tutti, è possibile che succeda anche al Napoli. Il Napoli è come se, secondo me, solo in intuizione, il Napoli blocca Veiga, ce l'abbiamo, però è ancora lo stavano perdendo, ha detto mo lo metto a Veiga, venite e vediamo se almeno mi risolve la partita, mi riesce a pareggiare. Non è successo, hanno perso 0-2. Il ragazzo non lo so nemmeno quanto potesse essere decisivo nelle ultime 20 minuti. Io dico che Veiga deve prendere il posto di Gaetano, bisogna piazzare Demme, bisogna piazzare Gaetano, prendi Veiga, lo metti qua, Elmas, Veiga, non Raspadori, e Raspadori, Anghissà, Cajuste. Questa è una situazione dove praticamente tu c'hai numericamente, però serve il Veiga qua, lo mettiamo, ecco, lo mettiamo come se fosse un Garcia che deve risolverla questa situazione. Elmas, Veiga, io faccio sempre partire Elmas titolare e voi sotto nei commenti ma non capisci niente, quello è un talento, Elmas non serve a niente, vabbè, poi mi darete ragione più in là, il tempo mi darà ragione. Elmas, Veiga con Zielinski che parte, Lobotka, Cajuste, Anghissà, Raspadori. Ma tu dici ti serve il vice Anghissà per le partite più fisiche, per la Coppa d'Africa? Lo fa Cajuste nelle partite così. E poi Raspadori parte dalla panchina, come può essere anche il vice Simeone, può essere anche il vice Lozano Politano. Se Lozano e Politano non si muovono, ragazzi, la destra non arriva. Può essere il vice Kvara. Questa è la situazione, quindi il Napoli in teoria ne dovrebbe prendere due, o un vice Lobotka o un altro vice Anghissà, se Cajuste l'ha visto così. Però sono tutti giocatori, come vedete, duttili, possibili jolly che si possono interscambiare nelle varie situazioni. Ecco perché intravedo l'ancellottismo ed ecco perché un po' di preoccupazione mi resta se il Napoli sta ragionando così. Se invece sta aspettando per far abbassare i prezzi ed escono nuovi nomi, i famosi nomi nuovi o nuovi novi, che all'improvviso ci fregano, come Cajuste, esce e poi lo fanno, come Nathan esce e poi lo fanno, potrebbero esserci dei nomi che ancora non sono usciti. Noi ci concentriamo a parlare di Veiga e non arriva niente di tutto questo, ma arrivano quelli là che sono sul taccuino segreto di Micheli e De Laurentiis fa tutto questo, il quale De Laurentiis il 12 ieri doveva parlare, abbiamo aspettato, non esce il video, non può uscire il video, non posso fare un video dove dico De Laurentiis non ha parlato. Ci ha mandato per i vicoli e i vicarielli, diciamo, poi facciamo gli incontri di mercato, vi dirò cosa può ambire il Napoli, non lo sa ancora. Questa è la verità, quindi non può parlare perché non è chiarita la situazione di Zielinski, non è ancora definita la situazione di Osimhen e dobbiamo aspettare che si chiarisca. Nel frattempo manca pochissimo, si comincia il campionato e si comincia con questa situazione qua, quella che vedete del rebus. Potrebbe bastare come potrebbe mandarci in difficoltà, dobbiamo solo aspettare e sperare in bene. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Io chiedo scusa agli amici che mi hanno fatto delle segnalazioni sia di problemi a Castel di Sangro nel parlare nel avere soddisfazione con i giocatori, è un conto, quelli là non residenti in Campania che hanno dei problemi a fare la partita al Frosinone è un altro conto. Ci sono una serie di punti che dobbiamo approfondire, ho bisogno di tempo, sto dando priorità alla cronaca perché altrimenti se faccio un video solamente di denuncio comunque non arriva e non viene visto da nessuno, quindi con calma li affronteremo queste cose, non vi preoccupate, sono a vostra disposizione.